Questione pulizia al cimitero di Piana Traversa a Favara. All'invito alla collettività rivolto dal sindaco Rosario Manganella per la giornata di pulizia straordinaria di lunedì prossimo, risponde il locale gruppo consiliare di Fli. In una nota, il capogruppo Paolo Dallicardillo ed i consiglieri Franco Cipolla e Tania Sgarito scrivono: solo a distanza di mesi si accorge del degrado igienico-sanitario in cui versa il cimitero di Piana Traversa. Un tempo, continua la nota del gruppo di Fli, onore e vanto di tutto il paese per l'ordine e la pulizia con cui veniva mantenuto. Il sindaco, si legge ancora, dimentica come il culto dei defunti ha per i vivi un sentimento di particolare religiosità, per cui a nessun cittadino è sfuggito lo stato di totale abbandono in cui versa il Camposanto. Solo ora, continuano, che le proteste della popolazione sono al culmine, il sindaco si accorge che i dipendenti LSU hanno disatteso ai compiti loro affidati e, prosegue la nota, se ne esce con una proposta a dir suo pedagogica, annunziando che lui stesso e l'assessore all'ambiente con Ramazza e Pale andranno a pulire il cimitero. Per il gruppo consiliare di Fli, la manifestazione promossa dal sindaco rappresenta un gesto di debolezza amministrativa testimoniata, secondo i consiglieri Dallicardillo, Sgarito e Cipolla, dal non rispetto dell'ordinanza numero 112 relativa alla turnazione dei lavoratori LSU di categoria A. Il sindaco, si legge ancora nella nota di Fli, non può con un'azione pedagogica esimersi dalla responsabilità per la situazione di degrado e di preoccupante aspetto igienico-sanitario in cui versa il cimitero. Farebbe bene, concludono i consiglieri, a dimettersi.